La sanità è sempre la voce più importante a bilancio della regione perché sono tante le criticità affrontate in questo anno dalle aziende sanitarie, ma anche nel periodo recente. La SUFC ha fronteggiato nella migliore maniera gli ostacoli di questo anno solare. Allora, i traguardi sono diciamo in coerenza con quello che abbiamo fatto negli ultimi 2 o 3 anni, continuare a lavorare molto sui percorsi di cura, sull'ottimizzazione di questi, perché ovviamente è vero che magari abbiamo delle difficoltà a reperire certe tipologie di risorse, ma quelle che abbiamo dobbiamo impiegarle al meglio, perché impiegarle al meglio vuol dire anche dare un lavoro professionalizzante agli operatori, no? Pensato e studiato, di modo da essere sempre più diciamo, aderenti alle esigenze del paziente. L'altra cosa su cui vorrei concentrarmi come azienda è quella di creare sempre di più canali di comunicazione tra ospedale e territorio, nella convinzione che anche questo è un modo per ottimizzare le risorse. Il territorio deve crescere nella capacità di prendersi in carico i pazienti, questo anche diciamo guardando qual è la piramide demografica di oggi, che ormai è un fungo, no? Diventata, nel senso che le classi degli anziani sono sempre più importanti rispetto alle classi dei giovani. Una popolazione che diventa più anziana, una popolazione più cronica, che quindi ha bisogno di un territorio competente, e questa è la sfida, perché altrimenti se il territorio non riesce a gestire la casistica cronica, è chiaro che questa casistica ricade sugli ospedali, che invece deve diventare luogo di assistenza per percorsi brevi per chi ha un problema acuto. Di fronte ora alle tante sfide del 2026 tra investimenti importanti da completare e in progettazione grazie al supporto costante della Regione, perché l'ideale non è compiacersi dei risultati ottenuti ma cercare di conseguirne sempre di nuovi. Assoluta soddisfazione per i risultati raggiunti, ma soprattutto convinzione nel raggiungere ancora ulteriori nel 2026. Quindi questo è un anno importante per ASUFC, un anno importante per i nostri professionisti, perché i dati iniziano a darci ragione. Sì, la sfida è riuscire a dare una risposta a tutti nei tempi di attesa. La sfida è importante, sicuramente non raggiungibile in breve tempo, però abbiamo avuto un netto miglioramento, più di 10 punti nell'ultimo anno rispetto ai tempi di attesa. Naturalmente questo è un primo passo rispetto a un passo ancora più lungo che dovremo fare nei prossimi anni. Sono uno positivo, le vede tutte le cose fatte, mi soffermerò sul 2026. Noi avremo un importante impatto sul sistema ospedaliero con la realizzazione dei nuovi spazi del terzo e quarto lotto, ma anche con la realizzazione del nuovo padiglione 6 all'interno del Santa Maria. Quindi se devo dire il passato, quindi quest'anno è stato importante, il 2026 sarà ancora più importante.